Un buongiorno a tutti voi, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Nell'ultima settimana nella nostra regione sono leggermente diminuiti i nuovi contagi da Covid, ma aumentano i ricoveri, in particolare in terapia intensiva. Intanto rallenta in tutta Italia la campagna vaccinale, lo rileva la Fondazione Gimbe. I nuovi contagi da Covid risultano stabili da 3 settimane, ma salgono i ricoveri tra i non vaccinati e crollano del 66% le somministrazioni nel mese di agosto. Ecco in sintesi l'evoluzione della pandemia a livello nazionale secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nella settimana 18-24 agosto i nuovi casi sono aumentati del 4,3%, i ricoveri in area medica del 16,2%, quelli in terapia intensiva del 19%. In Friuli Venezia Giulia si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 78, mentre si evidenzia una diminuzione nei nuovi casi, meno 1,3% rispetto alla settimana precedente. Rimangono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva, rispettivamente al 2 e al 6%. Tra il 18 e il 24 agosto sono stati registrati 64 nuovi casi in provincia di Trieste, 54 a Pordenone, 41 a Gorizia, 39 a Udine. Sul fronte dei vaccini, con le nuove forniture, l'Italia potrà contare su 10 milioni di dosi entro la fine del mese. Al 25 agosto il 70,5% degli italiani ha ricevuto almeno una dose, il 61,9% ha completato il ciclo. In Friuli Venezia Giulia le percentuali scendono a 67,6% e 60,6%. La Fondazione Gimbe sottolinea poi l'esitazione vaccinale degli over 50. A livello nazionale l'87,1% ha ricevuto almeno una dose, percentuale che nella nostra regione cala a 82,1%. In Friuli Venezia Giulia, nella fascia 12-19 anni, si è visto somministrare almeno una dose il 47,5% della popolazione contro il 53,1% della media nazionale. Venendo alla validità del Green Pass, per la Fondazione Gimbe l'estensione a 12 mesi per persone vaccinate o guarite non è sostenuta da evidenze scientifiche. Per finire la scuola, per la Fondazione, le numerose criticità che lo scorso anno scolastico hanno ostacolato, se non reso impossibile, lo svolgimento delle lezioni in presenza non sono state finora affrontate in modo risolutivo e le nuove misure approvate non contengono rilevanti cambiamenti a fronte di una variante del virus molto più contagiosa. Oggi il contagio è 4 volte superiore rispetto a un anno fa, ma la pressione sugli ospedali è decisamente minore. Tuttavia aumenterà in maniera però inversamente proporzionale a quanti si vaccineranno. Lo ha detto questa mattina il vicepresidente della Regione Riccardi, commentando l'andamento della campagna vaccinale. Ha aggiunto che oggi in Regione abbiamo superato le 800.000 adesioni, ma ne servirebbero altre 100.000 almeno per raggiungere un'immunità abbastanza buona. Vicepresidente, l'ha ripetuto in conferenza stampa, bisogna vaccinare e bisogna farlo subito e bisogna convincere gli indecisi. Siamo a un contagio che è 4 volte quello dello scorso anno e che colpisce proporzionalmente nel rapporto tampone-contagio le categorie più giovani. Le categorie più giovani di per sé sono esposte ad un rischio inferiore, ma sono portatori del contagio davanti a invece fasce d'età un po' più anziane che oggi scontano almeno un 5-6% di media in meno rispetto all'andamento della campagna nazionale, rispetto alle altre regioni. Quindi è evidente che coloro che magari immaginavano davanti all'incertezza che questa situazione fosse finita, ed è a loro che mi rivolgo, questa non è una vicenda finita, vediamo che il contagio aumenta ma la pressione ospedaliera al momento non è proporzionale all'andamento del contagio, ma è evidente che la pressione ospedaliera sarà inversamente proporzionale all'andamento della vaccinazione. Quindi è chiaro che il mio appello è a coloro che sono ancora in quella fascia di indecisione: consultate i vostri professionisti di fiducia e probabilmente quella quota che ci serve per riuscire a raggiungere circa 800.000 persone in regione, secondo me può essere raggiungibile. 900.000, questa è l'asticella che ha fissato oggi, 900.000 persone da sottoporre a vaccinazione per respirare.
Beh, diciamo che il nostro obiettivo è 900.000, la nostra regione ha circa 1.200.000 abitanti, di questi circa 100.000 sono sotto i 12 anni, quindi è chiaro che la platea complessiva è 1,2, la platea ammissibile è 1,100, a raggiungere le 900.000 unità significherebbe avere una quota importante. Minacciato il preside Pro-Vax del liceo Buonarroti di Monfalcone, martedì scorso ha ricevuto all'interno di una busta la fotografia di un bossolo accompagnato da un'altra immagine che ritraeva la lettera che aveva inviato lui stesso alle famiglie con la richiesta di aderire alla campagna vaccinale per garantire una ripartenza senza intoppi. La minaccia di chiara matrice Novax è stata confezionata attentamente senza lasciare particolari tracce utili agli investigatori. Nessuna frase scritta a mano, così come l'indirizzo è stato preparato al computer e applicato con una etichetta adesiva. Un gesto grave cui sono seguiti numerosi messaggi di solidarietà e di vicinanza da parte del mondo scolastico e politico. Tra i primi ad esprimere il proprio sostegno è stato Nicola Puttilli, presidente dell'Associazione Dirigenti Scolastici, di cui lo stesso Vico è vicepresidente regionale. Siamo di fronte a un grave e assurdo episodio di intimidazione che testimonia il livello di inciviltà che possono assumere le posizioni anti-vaccino, ha scritto Puttilli. Anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha manifestato la sua vicinanza e questa mattina ha avuto un lungo colloquio telefonico con il preside, commentando così: sono atti intollerabili, Caico non è solo, siamo al suo fianco, a fianco del suo istituto e della scuola che vuole accogliere in presenza e in sicurezza i nostri ragazzi. E così andiamo avanti. Da parte sua il dirigente ha spiegato che la telefonata del ministro Bianchi è stata molto gradita, lo ha ringraziato, è un immenso piacere di grande conforto sentire lo Stato al proprio fianco. C'è stato un nuovo incidente questa mattina che ha causato la chiusura della 4 nello stesso tratto dove ieri era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio di una cisterna di GPL. Il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro New Jersey all'altezza della progressiva chilometrica 460 verso Venezia tra Latisana e Portogruaro. Nell'impatto il suo carico si è disperso, si tratta di un carico di pollame composto da circa 1 migliaio di animali, di cui una parte è stata investita dai veicoli in transito. Altri animali sono fuggiti nei campi ed è proprio per recuperare, per mettere in sicurezza la sede stradale che è stato necessario chiudere l'arteria. Questo ha causato ovviamente dei disagi. Verso le 11:30 è stato riaperto il tratto fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia e lo svincolo in entrata di Latisana sempre verso Venezia. 3 persone sono state denunciate a seguito dei controlli eseguiti in occasione dell'8ª operazione denominata Stazioni Sicure da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria della Regione. 3 denunciati e 535 persone e relativi bagagli a seguito controllate in 19 scali ferroviari da oltre 60 operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, con il supporto a Trieste delle unità cinofile della Guardia di Finanza del capoluogo giuliano. Questi risultati dell'8ª operazione Stazioni Sicure del 2021, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria per migliorare la prevenzione dei crimini e il controllo della legalità in ambito ferroviario. A Trieste sono stati denunciati 3 cittadini pakistani, 1 per ingresso e soggiorno illegale in Italia e 2 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I poliziotti hanno poi fermato un veicolo vicino alla stazione con 2 stranieri a bordo, sul quale stava salendo un terzo uomo che è risultato soggiornare illegalmente sul territorio nazionale. Dovrà scontare la pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, reato commesso in provincia di Udine nel 2018 quando era ancora minorenne. A finire in cella un ragazzo di 20 anni con precedenti di polizia che è stato fermato, si è presentato spontaneamente dai militari dell'Arma della stazione di Udine. È stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri della sezione radiomobile in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale dei Minori di Trieste. Dove una volta passavano i binari del treno, ora c'è una follata pista ciclabile. L'antica stazione ferroviaria fino ad oggi in stato di abbandono che vedrà a breve una nuova veste grazie al progetto di restauro e riqualificazione in partenza in questi giorni. Vediamo.
L'ex stazione ferroviaria di Aquileia inizia a cambiare volto. Sono iniziate le operazioni di restauro del sito da cui 100 anni fa partì la salma del Milite Ignoto verso l'Altare della Patria a Roma. Un luogo denso di storia, anche se ormai è dalla fine degli anni 30 che da qui non partono più convogli. In vista dell'importante anniversario però è partita l'opera di pulizia grazie anche ai 400.000 euro stanziati dalla Regione in sede di concertazione con l'amministrazione comunale. Il tutto si inserisce in un disegno più ampio grazie al tavolo di confronto e alla collaborazione con Soprintendenza, Regione, Comune e Fondazione Aquileia. In pochi mesi riqualificheremo l'intera zona dell'ex scalo ferroviario, ha spiegato il sindaco Emanuele Zorino in una nota. Area di collegamento antistante la stazione lungo la ciclabile Alpe Adria che collega l'area archeologica della Domus di Tito Macro, l'area del foro, il porto fluviale e l'area del complesso basilicale. Un lavoro dal valore di 2 milioni di euro messi a disposizione della soprintendenza. Un progetto che coniuga passato e presente, sottolinea il primo cittadino, un progetto volto alla valorizzazione della memoria storica e all'uso funzionale che la posizione dell'ex stazione richiama, essendo posta in un punto strategico, naturale snodo dei percorsi di visita al nostro patrimonio. Anche il Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor interverrà all'inaugurazione della 30ª edizione di Mittelfest a Cividale. Il festival prenderà il via domani per proseguire fino al 5 settembre, ma la cerimonia di apertura è fissata per sabato alle 17. A portare il saluto al pubblico e agli artisti che animeranno la città ducale ci sarà appunto anche Pahor a fare gli onori di casa. Saranno Presidente e direttore artistico di Mittelfest Roberto Corciulo e Giacomo Pedini, assieme al sindaco di Cividale Daniela Bernardi. All'inaugurazione sono attesi anche il presidente della regione Fedriga e l'assessore alla cultura Gibelli. Mittelfest presenterà 31 progetti artistici provenienti da 13 paesi, tra cui 18 premi assoluti nazionali e 8 produzioni, coproduzioni, unendo protagonisti riconosciuti e nuovi linguaggi, grande letteratura e gesto scenico. Noi ci fermiamo qui, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.